Dunque, la Società Agricola I Platischis è arrivata in questo territorio intorno al 2012, quasi per caso. La cosa è nata quasi per gioco, però con l'interesse di cercare di lavorare in ambienti dove normalmente l'agricoltura ormai non si fa più. E questo era un po' il sogno, l'idea. Siamo partiti un po' per gioco, abbiamo recuperato seme di aglio per poter fare le prime piantagioni a seme. Abbiamo fatto le prime piantagioni di fagioli sempre per seme, recuperando i semi del fagiolo gigante da un abitante locale. Il fagiolo gigante ha la caratteristica di essere molto ben adattato a questo territorio, e questa è anche la nostra forza, e quindi si presta a essere coltivato come fanno molti abitanti del paese. E nei progetti futuri ci stanno le api, ci sta il maiale, ci stanno altre coltivazioni che abbiamo in mente. Siamo partiti quest'anno anche con erbe officinali e con piccoli frutti. Questo è stato possibile perché da un certo anno in poi, diciamo intorno al 2016, siamo entrati in collaborazione con un'azienda boschiva sempre del posto, che è Bosco delle Rune, che si occupa anche di accoglienza come noi con l'alloggio ex latteria, e abbiamo messo in piedi un'idea insieme per poter anche integrare le forze, perché lavorare in questi territori non è facile. Non è facile perché soprattutto lavorando nel biologico l'erba è il nemico naturale. Abbiamo messo in piedi insieme a loro quindi un progetto un po' più ampio, perché la possibilità di sopravvivere in questi territori è data solamente dal fatto di essere non legati a un'unica produzione, perché una produzione unica può lasciarti anche per 2 anni senza fatturato e quindi l'azienda muore. E quindi agricoltura, allevamento, alloggio, attirare forze nuove. Per qualcuno siamo già riusciti, perché abbiamo un nuovo innesto da Milano di una signora che ha mollato il suo lavoro per venire a lavorare qui, ed è stata quella che ha messo in piedi le erbe officinali e i piccoli frutti. Stiamo implementando un allevamento di api e anche quelle lo faremo nel biologico, visto che qui è molto più facile lavorare nel biologico che non in altre zone, perché siamo tra virgolette isolati da un punto di vista dei pesticidi, e quindi siamo in condizioni buone da quel punto di vista. Se la cosa andrà in porto, se riusciremo ad attirare altre forze giovani, implementeremo un allevamento di maiali sicuramente, con ovviamente la produzione anche del prodotto finale, perché questo è lo scopo, cioè va bene allevare, va bene coltivare, però bisogna arrivare al preparato finale. Ecco perché ci siamo iscritti alle PPL e facciamo i trasformati, perché col trasformato tu ottieni il massimo guadagno dalla coltura. Se vendi il prodotto della coltura le cose non funzionano molto. Lavoriamo molto bene sul fagiolo, su cui ormai abbiamo 3 km di filari, ma il progetto è di arrivare almeno a 6, recuperando parte delle delle vecchie zone agricole dalla boscaglia che si è formata con l'abbandono dei territori. Tutto questo territorio, diciamo dal borgo di sotto al borgo di sopra, era orti e colture sia sopra strada che sotto strada. Quindi qui c'è la possibilità di recuperare, direi, ettari di terreno. Ci vuole molto lavoro, perché recuperare terreno coltivabile dalla boscaglia è lavoro grosso. Il Comune ha in progetto un riordino fondiario ormai da molti anni. Non è ancora andato in porto perché le difficoltà sono ovviamente grosse, perché le proprietà sono molto parcellizzate. Questo campo che vedete, che ha diciamo 1500 metri lineari di filari, credo che abbia, vado a memoria, una ventina di proprietari. Quindi è molto difficile poi creare degli appezzamenti interi. Di fagiolo abbiamo per il momento 3 appezzamenti. Il sistema che usiamo, non avendo garanzia di stagioni stabili negli ultimi anni, e quindi non abbiamo garanzia di tempi di semine e tempi di raccolto, facciamo le semine a scalare,
quindi partiamo da un certo momento, andiamo a scalare su 2-3 campi diversi in modo da avere le raccolte a scalare. Ci aiuta molto questo fagiolo che quando matura a scalare. Le prime fioriture sono basse, man mano che cresce fiorisce, quindi noi riusciamo a raccogliere fagiolo fresco da primi settembre fino a fine ottobre. Quindi qual è il vantaggio ulteriore, oltre a essere un fagiolo biologico, quindi con un valore sul mercato decisamente più alto? Il fatto che riusciamo a fornire fagiolo fresco per 2 mesi interi sicuri, cosa che con altro tipo di fagiolo nessuno fa, perché con il borlotto in pianura si lascia seccare tutto, si entra con la mietitrebbia e si fa solo secco. Il borlotto fresco lo trovi una settimana, 2 settimane. Questo è un po' il vantaggio, quindi l'incremento di questi impianti sarà uno degli obiettivi dei prossimi anni. Fino a che avevamo un paio di chilometri eravamo sui 17-18 quintali, ma se riusciamo ad arrivare ai 6 chilometri potremo arrivare a una produzione decisamente più interessante. Stiamo ampliando il mercato, perché se vuoi ampliare la produzione devi anche ampliare il mercato. Abbiamo la fortuna, non avendo fatto grandissime produzioni fino adesso, che non ci è mai rimasto niente. Quindi quando non ti rimane niente va bene. È vero che non si può promettere molto se poi non si consegna, e quindi andiamo un po' tenendo in bilancia la vendita con la produzione. Il mercato di Trieste è un mercato buono nel biologico, in regione credo che sia il migliore. Nel biologico forse c'è adesso un problema che si tende ad andare verso, tra virgolette, la grande distribuzione, il che potrebbe creare dei problemi ai piccoli produttori. Però ci sono ancora molti negozi di bio che preferiscono il produttore locale. Il problema è che il paese ha un'età media molto alta, cioè i giovani del paese, posso dire anche giustamente, sono andati a cercarsi fortuna da altre parti. Quindi lavorare con la gente del paese non è che non sia possibile perché loro non vogliono, è un problema di età. È chiaro che quando arrivi qui e capisci cosa vuol dire lavorare qui e la fatica che devi fare per lavorare qui e per vivere qui, e il fatto che poi qui non farai mai i soldi, tra virgolette, però fai una bella vita, e questo può essere l'opzione in più per un giovane. L'attività è nata un po' in sordina. Mia suocera aveva già, diciamo, l'attività agricola per fare il fieno, un po' di legna, però questo occupa, diciamo, determinati mesi all'anno. Io, ritrovandomi ad aver lasciato il lavoro e quindi a intraprenderne uno nuovo, dovevo pensare a qualche cosa. Ho il papà che è il tipico friulano e l'orto ci deve essere sempre in casa, e di conseguenza mi ha detto proviamo a mettere qualche verdura. Abbiamo iniziato. La prima cosa che ho messo sono gli asparagi, perché venendo dalla pianura abbiamo voluto provare a mettere gli asparagi, ed è una scoperta perché anche qui a 500 metri vengono molto bene. Ho i bianchi e anche i verdi. È nato tutto un po' così, quindi, perché mia suocera ormai era anziana e quindi ha voluto lasciare a me il testimone, diciamo, e mi sono reinventata perché appunto le orticole a questa altezza penso che non sia facile, ecco, e quindi ho voluto provare e mi sembra che mi dia soddisfazione, ecco. Allora, io coltivo tutti i tipi di ortaggi, principalmente tutto quello che le signore al mercato chiedono, quindi non metto il superfluo perché non verrebbe smerciato. Quello che loro usano, tipo le erbette, qui amano molto le erbette rosse, o comunque tutto quello che diciamo le signore usano mangiare, io metto, e viene di tutto. Forse probabilmente per il microclima che è diciamo più fresco al mattino e sera, gli conferisce appunto alle piante quel qualcosa in più, quindi insomma viene quasi tutto, viene. Diciamo che le verdure hanno bisogno del caldo, quindi a primavera ho un tunnel, 2 tunnel diciamo, e quindi sono protette dal freddo primaverile che abbiamo ancora, e poi quando arriva a fine maggio e primi di giugno si scoperchia il tutto e quindi le verdure poi prendono il caldo naturale. Purtroppo invece ad autunno bisogna cominciare a calare
perché qui può essere che venga anche un po' di neve e quindi non mi è possibile continuare nel periodo invernale la cultura, diciamo, delle verdure, e quindi per questo ho pensato di fare una trasformazione tramite un laboratorio conto terzi di quello che appunto io produco, metterlo in vasetto per poi poterlo utilizzare nei periodi, diciamo, invernali, quando vengono fatte delle piccole fiere oppure dei mercatini, sempre qui nella zona, diciamo, delle valli, perché non vado oltre Cividale, rimango a chilometro zero, e quindi posso dare la possibilità anche a altre persone che non prendono il fresco di poter assaggiare i miei prodotti. Allora, i prodotti che io trasformo sono tutto quello che rimane dal mercato che non vendo o che ho in più, e quindi tutte le verdure vengono fatte sott'olio, c'è un laboratorio che fa la lavorazione per me conto terzi per poter poi fare la vendita. E quello che non mi dà l'orto me lo dà la natura, quindi a primavera si raccolgono erbe spontanee e tutto quello che, diciamo, la frutta dà, come quest'anno poca, quindi bisognerà tenere da conto quello che si ha, e viene faccio le marmellate e quindi ci sono delle cose particolari, non sono le solite marmellate che si trovano, diciamo, al supermercato, sono cose un po' elaborate, tipo pesche con fiori di lavanda, fragole rabarbaro, cioè, diciamo, delle cose un po' particolari, ecco. Queste cose le vendo alle persone che vengono qui direttamente in azienda, oppure al mercato il giovedì, oppure quando arriva Natale in piccole confezioni che preparo per poi regalarle ai cari, insomma. La giornata inizia presto, si inizia col dar da mangiare, insomma, alle bestie che ho di casa, insomma, di fattoria, così, e poi io mi dirigo su nei miei orti, che c'è sempre da fare. Primavera è il periodo che occupa molto più tempo, si può dire che potrei dormire direttamente su, perché bisogna mettere giù tutte le piante per poi aspettare il momento per raccogliere il tutto. Adesso invece c'è il momento del togliere l'erba, perché quella cresce più delle verdure e quindi c'è sempre da fare, c'è da togliere l'erba, c'è da raccogliere. Per me che lo faccio da sola c'è tanto lavoro, sì. E quindi sì, l'aiuto di mio marito c'è, ma è dato dal taglio dell'erba, la fresatura, quelle cose che io non riesco, diciamo, a fare. Invece per tutto quanto riguarda il resto me ne occupo io, ecco, sì. Le verdure sono il mio regno, ecco, insomma. Mio marito ara, fresa, poi dopo questo signore che ha le mucche ci dà un po' di noinizza, il liquame delle mucche, e spargiamo quello. Si lascia fermo finché si asciuga, poi si fresa il tutto e io poi metto giù i teli e si comincia a mettere giù le piantine. Iniziamo questo lavoro si inizia a fare già ai primi di marzo. Negli ultimi anni le stagioni sono state molto più belle, la primavera, diciamo, che non più avanti, quindi si inizia a lavorare veramente già da fine febbraio, marzo. E poi quando arriva per esempio ottobre-novembre si ripulisce una parte dell'orto, quello dove le colture primaverili e estivi sono andate a finire, e metto l'aglio a novembre come lo mettevano una volta appunto qua, e viene molto bene. Le signore dicono che il mio aglio è simile a quello di Resia, solo che è il nostro delle valli. Facciamo anche il fieno e quindi aiuto mio marito a rastrellare e a tenere puliti i prati, ecco. Nel 1989 ho iniziato a coltivare ortaggi nel comune di Lusevera e di Taipana, appunto. Io coltivo prevalentemente il fagiolo, patate, cavoli, radicchi e zucchine. Poi ovviamente per integrare mettiamo anche altre cose, e in primis per l'uso domestico e per il nostro autoconsumo. Le eccedenze vengono ovviamente tutte vendute. E mi sono appassionato a questa attività perché ritenevo appunto che queste zone meritassero ancora di essere coltivate, perché dopo l'abbandono che c'è stato
a seguito del terremoto, delle attività agricole, l'avanzare del bosco e tutte queste cose praticamente stavano modificando un po' l'ambiente, quello che eravamo abituati a vedere prima. La zootecnia è scomparsa, per cui rimaneva soltanto qualche attività così marginale, e sono partito iniziando con la coltivazione del biologico perché ritenevo anche giusto mantenere le caratteristiche dei suoli, dei terreni, senza intervenire pesantemente con i pesticidi e con cose che praticamente erano al di fuori della nostra cultura agricola, diciamo. E così siamo arrivati a conoscere anche il fiorina, il fagiolo, che è tipico di questa zona e che è una varietà che praticamente è rimasta di quelle vecchie autoctone che c'erano una volta, forse l'ultima diciamo, varietà rimasta. E grazie appunto alla Fiorina, la signora di Micottis, che l'ha coltivato con amore per tanti anni e ne ha fatto anche un miglioramento genetico, no? Perché proprio utilizzando le tecniche antiche è riuscita a mantenerlo integro, non si è ibridato, e oggi abbiamo la possibilità di avere un prodotto veramente unico. Il Fiorina si caratterizza per il colore intenso del baccello, rosso e bianco, quindi per il mercato fresco il fagiolo può competere tranquillamente con tutte le varietà nazionali, anzi secondo me le supera perché è veramente bello. Bacelli lunghi oltre 20 cm con 7-8 semi, anche 9, una resa alla sgusciatura ottima, 50% e anche più, e questo per la parte estetica, però dal punto di vista organolettico è anche interessante perché ha delle caratteristiche particolari che forse sono dovute appunto alla zona, al suolo, all'umidità che abbiamo e al microclima, diciamo così. Fagiolo a cui si è perfettamente adattato, no? A questo microclima appunto. E grazie alla dottoressa Gelleni, che è del nostro paese, Marina Gelleni, che è un'agronoma che ha riconosciuto appunto le caratteristiche particolari, è intervenuta all'Università di Udine con degli studi e effettivamente si sono accorti che questo fagiolo è veramente particolare. E da qui poi c'è stato un interessamento da parte del comune con l'ente parco Prealpi Giulia per inserire questo prodotto nel paniere del parco, e di conseguenza è iniziato un programma di recupero del seme. È intervenuta l'ERSA, alla quale abbiamo organizzato un programma preciso per appunto recuperare il seme. Qui sono intervenuti gli agricoltori, gli associati della Chemecia Casvesa, con la dottoressa appunto Gelleni, e abbiamo iniziato a seminarlo appunto seguendo il piano che c'era stato indicato dall'ERSA, e siamo appunto riusciti a recuperare perlomeno il seme, e siamo riusciti ad evitare praticamente la perdita di questo fagiolo importante. Oggi come oggi le coltivazioni sono abbastanza limitate come superficie, però diciamo che il prodotto senz'altro è interessante. Una parte viene venduto fresco anche ai ristoratori locali, ce ne sono alcuni che l'hanno inserito nei loro menù, appunto essendo caratteristico di questa zona. Poi ci sono degli appassionati che vengono, si prenotano, no? la produzione da anno in anno, e sono veramente degli amatori, no? Estimatori di questo fagiolo. E una parte viene appunto essiccata e conservata sia come seme per ogni evenienza, e anche per essere consumato come fagiolo secco. Quindi questo recupero sì, senz'altro ha dato il frutto di avere il seme, di avere una quantità, cioè, di seme che ci permette di dire ok, il fagiolo è ancora, non è estinto,
D'altra parte bisognerebbe anche incentivare la coltivazione e trovare delle nuove aziende, cosa che è molto difficile per i vari motivi dello spopolamento. E oggi ci sono anche delle agevolazioni, nel senso di attrezzature e di strumenti che ti permettono di fare meno fatica rispetto a un tempo. E quando ero piccolo avevamo anche le mucche, c'era la stalla, c'erano le coltivazioni, gli uomini erano all'estero naturalmente, quindi era tutto sulle spalle delle donne e quindi erano fatiche anche enormi, no? Io pur essendo piccolo, stato piccolo in quella volta, ma mi ricordo, no? Che vangare non era proprio una cosa da poco. Coltivo anche altre varietà, ma comunque sono sempre limitate perché oggi come oggi ho 5.000 metri di orto. Ho ridotto di molto la superficie rispetto a un ettaro che avevo 15 anni fa. Qui da noi si fa fatica. Se in pianura un ettaro di orto ti dà un reddito sufficiente, qui da noi fai fatica perché purtroppo i tempi di coltivazione si sono ridotti di molto perché è cambiato il clima. E questo in 30 anni ho potuto vederlo, perché se prima si iniziava ad aprile e si finiva a novembre, adesso ti concentri fra giugno e settembre e quindi ottobre proprio così. Ma abbiamo visto che c'è questo problema e di conseguenza solo l'orto non ti basta, devi comunque avere un'altra attività che potrebbe essere. Io ad esempio lavoro in bosco ancora, abbiamo una buona superficie come azienda e vendiamo legna. La stagione dovrebbe iniziare normalmente a marzo, fine marzo, primi di aprile con la semina delle patate, che sono la prima cosa che andiamo a seminare. Mentre prima, quando c'erano le stagioni un po' più decenti, no? Riuscivamo a seminare prima il pisello, per cui arrivavi al mese di giugno che raccoglievi il pisello e mettevi giù i radichi estivi. Adesso non si fa più, per cui cominciamo con la patata, quando va bene riusciamo a marzo, se no in aprile, o come l'anno scorso a giugno, perché purtroppo ha piovuto 2 mesi e quindi siamo rimasti fermi, e da lì poi a giugno si inizia a seminare il fagiolo, si iniziano anche i trapianti, non so, le zucchine, queste cose qui che viene concentrata la raccolta qui da noi appunto tra giugno e settembre. Mentre in pianura hanno difficoltà perché fa troppo caldo, noi riusciamo a produrne ancora e questo è anche un bel vantaggio che ci permette, ecco, di avere un buon prodotto a prezzi decenti, ecco, alla vendita. E le piantine di solito le produciamo in azienda partendo dal seme. E qualche volta ci affidiamo ai vivai quando le cose vanno male, ma se no cerchiamo di mantenere l'autonomia anche in questo senso. E così dopo il fagiolo abbiamo ancora radicchi, abbiamo ancora cavoli che mettiamo giù praticamente a scalare per avere la produzione estiva fino a quella autunnale che andremo a raccogliere adesso, fine ottobre, fino ai Santi, ecco così. E cavoli, cappucci, cavolfiori, broccoli, solite prodotti autunnali, ecco. Dopodiché si chiude la stagione perché il clima ormai non permette più le coltivazioni. Siamo nel Dolando e il toponimo deriva dal soprannome della famiglia da parte di una mia bisnonna. E l'azienda è stata chiamata Gli Orti del Dolando. Bene, qui abbiamo, ovviamente si vedrà, è tutto recintato perché siamo in mezzo al bosco, quindi i cervi, caprioli, cinghiali e quant'altro la fanno da padroni, quindi bisogna recintare, bisogna avere un minimo di protezione.
anche con i recinti elettrici che sono molto utili. Qui abbiamo dei tunnel che ci permettono di anticipare le coltivazioni da un lato e di portarle fino ai primi freddi in maniera da prolungare un po' così la stagione. Qui coltivo anche delle varietà vecchie di mais. Quello che si vede è un mais che è stato recuperato qui in zona e lo mantengo qui appunto isolato finché non si ibridi, perché il mais è facile, no, a ibridarsi con altre varietà. È un mais vitreo giallo, dà un'ottima farina per fare la polenta naturalmente, quindi cerco di conservarlo in purezza. I mulini nella valle ce n'erano ben 5, documentati storicamente, proprio per dimostrare dell'importanza che c'era nei riguardi appunto i cereali. E anticamente si coltivava da memorie storiche la segale, l'orzo e anche il frumento. Ovviamente nei tempi più recenti c'era la concentrazione del mais, no? Per produrre appunto farina da polenta. E questi mulini hanno lavorato fino quasi tutti, a parte alcuni che sono stati diciamo rovinati dalle piene, no? del Torre o dei vari torrenti, si sono mantenuti attivi quasi fino al terremoto del 76, quindi dopodiché ovviamente è stata abbandonata anche la coltivazione del mais e quindi non c'era più la necessità di ricostruire questi mulini.